Tu manchi ai primi doveri. Buonanotte a Prego, fratello. Buonanotte, buonanotte. Vorrei per piacere sapere a che debbo l'onore questa vostra simpatica visita. Giusto. Ah, Calvino ci voleva, eh? Va bene il Calvino. E va. Ma cosa fate, fratello? Non so, credevo che lei volesse scherzare. No, che scherzare. Io la secondavo. Io passavo il caldo da una mano all'altra. Scusi tanto, scusi Prego, tanto. prego. Dunque, sarò preciso. Sì. Caro maresciallo. Maresciallo, io sono marchese. Marchese, maresciallo, sembra che la lettera M cominciano. Simpatico. Ecco qua. Come le dicevo, sarò preciso. Io, il mio assistente terziario Fra Mamozio e i 12 figli della provvidenza stiamo facendo un giro di ispezione nella zona, onde snidare dai castelli aviti gli spiriti maligni e i satanassi. Bene, bene, un'opera altamente meritevole. Sì. Ma io mi dispiace deludervi, reverendissimo Fra Pasquale da Casoria. Pasquale da Casoria. Sì. Bene, e sudista. Oriundo, poi mi sono stabilito a Monza. Bravo. Dunque, dicevo, sono sicuro che in questo castello non c'è mai stato nessuno spirito, né un satanasso. Ma di questo è sicuro? Sicurissimo. Alle volte, sa? No, ve lo posso assicurare. Qualche affine? Ma niente affine. Qualche affine di bellulo? Ma quando no. mai? Vabbè, vuol dire che io me ne vado. Però non assumo responsabilità. E già perché nell'andar via poi uscisse qualche spiritello, la gente che cosa può dire? Ma come, Fra Pasquale è andato al castello e cosa ha concluso? Un cacchio? Io me ne vado, vabbè. Però la responsabilità è sua. Ma perché dovete andare via? Nessuno vi dice di andare via. Lei... Io non vi lascerò più, a parte il fatto che mi siete simpatici. Voi mi ricordate la terra dei miei antenati. Ma allora io riundo anche lei! Ma si capisce? Ma sì. E come no, io discendo dai Borboni. Dai! Borboni. Mi sembrava una faccia conosciuta. Ma noi siamo quasi parenti. Noi due. Già! È perché a casa mia, quando ero piccolo, c'avevamo un barboncino, ma così carino. Un barboncino. Oga! Il marchese ha detto Uga! Ehi, ma avanza! Oi. No, adesso basta, fratello! Cosa fate? Scusi, marchese. Adesso state passando i limiti. Io cercavo a secondarlo, ecco. Ricordatevi che voi siete un monaco e io sono un marchese. Signor sì. Non dimenticatelo. No, Prego, accomodate. grazie. Mi perdoni, marchese. È pur vero che io vi ho detto di restare nel mio castello, ma cercate di mantenervi nei limiti della casta. Chiedo perdono umilmente, marchese. Ho sbagliato. Io mi piglierei a schiaffo. No, non lo fate. Io mi prenderei Vi a schiaffo. prego, mi impressiona. Abbia pazienza. Per lei soprassiedo, ma mi Grazie. dovrei prendere a schiaffo. No, signore, grazie. Io sono qui a sua disposizione. Mi comandi in che cosa posso umilmente servirlo. Bene, così vi voglio, fratello. Volevo farvi una domanda. La faccia. Avete mai sposato? Marchese, io sono vedovo. Un monaco vedovo? Dico, E che ordine è questo? è l'ordine dei vedovi. È un ordine nuovo? Sì, i vedovi scalzi. Io porto le scarpe, ma non ci faccia caso. Io sono in trasferta. Beh, sarà. Dunque, che c'è? Oddio, c'è qualche periglio? No. Che il periglio Non avete- voglio che ci sentano. No. In confidenza, fratello. Sì. Guardatemi. Sì. Mi sposereste? Io? Sì. A chi? A me? Ma che gli dà di volta il cervello, forse? Non capisco che c'è di Ma anormale. con mi sposavo lei, Marchese, ma che è pazzo? Abbia pazienza. Casomai se si poteva, mi sposavo a Fra Mamozzi, che è più giovane. Ma no, che avete capito, fratello? Ho sbagliato. È un matrimonio che dovete celebrare, il mio matrimonio. Ho sbagliato. Eh Ho sì, sbagliato. Scusi tanto, Marchese. Va bene. Mi lasci prendere a schiaffo. No, non voglio. Mi faccia questa Non cortesia. voglio, mi fa Me lo impressione. conceda. Vi prego. Marchese, io mi devo prendere No. a schiaffo. Ecco, me ne No, sono mi fa preso. male. E adesso chi me ne No, ecco. Dunque, Bravo il e fratello. se è lecito, Bravo il fratello. Marchese, lei vuole sposare, quindi vuole mettere la testa a posto. Ecco. Bravo figliuolo, bravo figliuolo. Grazie. Oh, mi dica un po', Marchese. Sì, Chi è la sposa? mia cognata. Ah, Perché ride? E suo fratello cosa dice? Poverino, non parla più, meschino. Quando mi dispiace. È muto? No, che muto. Morse. Morse? Sì. Tutti i barboni hanno questo difetto di mordere. Il barbone. al polpaccio. La devo toccare. Sì, al polpaccio. No, ho detto morse per morire. Ah, morse per morire. Ho sbagliato un'altra volta. Io mi prenderei una. No, Mi rifaccia no, come fai impressione? Beh, mi piglio No, dopo. ecco, Mi piglio bravo, dopo. dopo, magari quando Senta registro un po'. io. Mi dica la verità. L'ha ammazzato lei. Fra Pasquale, cosa dite mai? Come vi permettete? Scusi. Mio fratello è morto di morte naturale, poverino. Ah, ecco. Sì. Corbezzoli.
E lei naturalmente vuole sposare la vedova, così rimane tutto in famiglia. No, no. Marchese, il ciuccione, il ciuccione. No, ma che ciuccione? Come vi permettete? Credevo che il signor Marchese volesse dormire. Dico, voi vedete che si può fare una pennichella. Ma che pennichella? Io mi addormentavo sulla poltrona facendomi cullare da voi e così i miei bravi avrebbero visto il marchese col ciuccio in bocca. Oh, No. sono cose che possono capitare. Comunque, egregio Marchese, lei ha detto che vuole accasarsi. Sì, fratello. Sta bene. Però io dovrei conoscere la sposa. E va bene, la conoscerete domani mattina sull'altare. Perché dice messa? Ma che dice messa quando officerete la nostra cerimonia? Ah no, mi dispiace che il egregio Marchese, sì. La prassi vuole che il celebrante conosca gli sposi il giorno prima delle nozze. E va bene, sia fatta la vostra volontà. Grazie. Cecco, Smilzo, conducete giù la marchesa. Sì. Presto! Presto! Se permette lo dico io presto. Dice tutto lei? Dunque, la Marchese? La Marchese? Sì. Marchesa buona. È buona la Marchese. E come lo sapete voi? Lo dicono tutti oramai. E a voi chi ve l'ha Sì, detto? a me, un contadino di Anzio mi ha detto che la Marchesa dice, oh, vedete. Ad Anzio conoscono mia cognata. Ah, non lo so. Così lontano. No, che lontano. Adesso di Anzio, prima di venire qua, insomma, un contadino ha detto. Oh, di Anzio ve l'ha detto un contadino. perché cosa ho detto? No, hai detto di Anzio. Mi siete scappata. Sì. Sì. Il contadino ha ragione. I contadini, già. Mia cognata è buona.